Amici di Reading Guest, ben ritrovati in questa veste particolare, in un'edizione del tutto speciale dedicata a Robert Miles. Per l'occasione abbiamo con noi Maria Nella, welcome to Reading Guest, e Gianpaolo Perez, che gentilmente interpreterà ovviamente tutto il discorso, tutta la chiacchierata che faremo con Maya. Un momento molto importante perché è dedicato a Robert Miles, dove finalmente il comune ha voluto nominare o dedicare un'area verde della sua cittadina, cioè di Fagagna. Siamo in uno dei palazzi più importanti della città, siamo a Palazzo Picco, in questo corner dove inizieremo subito l'intervista con Maya. Are you ready? I'm ready, yes. Okay. How did you start your job? Was born and the collaboration with Robert Miles was born? Okay, I first met Robert on the day of recording One-on-One. He didn't speak any English, I didn't speak any Italian. So the whole 4 hours of making One-on-One was very much done with sign language. E dice che ha conosciuto Robert Miles, Roberto, il giorno che hanno registrato One-on-One, e che si ricorda che Roberto al tempo non parlava inglese, ma ci fu un bellissimo momento, c'era una bellissima atmosfera perché tutto si svolgeva un po' con appunto va bene, non va bene, e era molto basato sulla mimica, e era un bellissimo ricordo. What relationship did you have with Robert Miles and how did you meet? So we met the day of recording One-on-One, and because of our language barrier, it was very difficult at first to get to know him. And I would tour on the other side of the world, and he would tour on the other side of the world, and then we would come together every now and again. So over time I got to know him, and I got to know him more many years later, when in the time of the 90s with One-on-One. Allora, come diceva, si sono incontrati il giorno della registrazione di One-on-One, e lei poi faceva dei tour da una parte del mondo, Roberto faceva tour dall'altra parte del mondo, e per la barriera linguistica che c'era non è stato per loro possibile conoscersi all'inizio, ma siccome poi si videro molte volte, andarono anche in Giappone, penso, e si sono conosciuti piano piano molto bene. I must say as well that on the first day of meeting Robert, he was very, very kind. And there was lots of Italian people in the studio, and he made me very a part of them. So he's very kind. Si ricorda specialmente di questa giornata di registrazioni che lo studio era pieno di italiani, che aiutavano Roberto al tempo, però dice che si ricorda che Roberto è stato molto molto gentile perché l'ha fatta sentire parte di quello che stavano facendo, anche se lei appunto non era italiana, e questo lei lo ricorda come un gesto di estrema gentilezza. Passiamo ovviamente a delle domande un po' più tecniche della vita anche artistica di Maria con Robert Miles, ma veniamo anche al momento nel quale ci troviamo appunto qua. Maria, what does it mean to be present in this moment dedicated to Robert Miles at his home? I'm just so honoured to be here. It's been almost 27 years since I met Robert, and to think that today and last month I'm with his family and with his father, and we've become such good friends in this month that I absolutely am so honoured to be here and share this with all of Fagagna, and for the way that Fagagna has welcomed me is beyond expectations, it's beyond words. Thank you so much. Yeah. E dice che è molto, chiaramente molto contenta. Usa un termine che è molto specifico, che è honest, che non è proprio onesto, ma è una cosa tra il formale e una grande emozione, perché poi ultimamente ha conosciuto e ha lavorato molto con la famiglia di Roberto, e specialmente col padre, per tutto quello che si è fatto per questa ricorrenza. Oggi anche è il giorno del suo compleanno, e per cui è molto
contenta di essere proprio, si sente molto accettata, molto ben accolta da Fagagna. Quindi ora una domanda veramente che si collega a quanto appena detto. What do you like about the land of the Robert and in particular Fagagna? Would you live in there? Yes, completely. Sì, assolutamente. Just 5 minutes ago, walking here, I'm looking for house prices. How much is that house? How much is that house? It's magical here. There's an essence of so much history. I love history. I love architecture and the buildings, and you're steeped in it here, and I absolutely adore it. And lots of Alex and Jean-Paul, they're very much showing me around and everything. It's been amazing. Dice anche 5 minuti fa che stavamo venendo qui dall'hotel al palazzo e io continuavo a guardare le case e dicevo ma quanto costa questa? Perché mi piacerebbe venire a vivere qui, perché dice è un posto magico, per cui è molto, le piace molto, molto. Beh, noi saremmo contenti se un giorno lei abitasse qua, giustamente. Allora, la nostra intervista è finita, anche perché adesso c'è tutta la cerimonia che sta per partire. Io ringrazio Giampaolo per la traduzione e ringrazio naturalmente Maria Naylor per la disponibilità. Thank you so much. Thank you. Grazie. Thank you. One and one still is one. When we cry, when we laugh. Il commento di Fagagna. Grazie.